Eccoci qua, una nuova avventura in uno spot a me carissimo, la Baia di Paraggi, nell'area marina protetta di Portofino. Sono sceso un po' presto perché qua comunque sono circondato dal bosco, diciamo così, e fa presto a venire buio. Sono le 5, siamo all'inizio di gennaio, 13 gradi, una temperatura molto piacevole, ho 6 cefaletti, un mare incredibilmente in scaduta. Ieri ha fatto tantissima pioggia, mare fortissimo, quest'oggi un mare troppo forte per prenderlo in spiaggia diretto, quindi una baia protetta. Sabbia, basso fondale, incrociamo le dita, 6 cefaletti, picco di alta marea alle 9:30. Si parte per questa nuova avventura, amici. Primo lancio, non ho fatto in tempo a appoggiare la canna che arriva lei, incredibile. Stavo montando la seconda e arriva già questa signorina. Volevo fare il cambio di luce ma non l'abbiamo fatto in tempo. Incredibile ma vero, questo pomeriggio si parte fortissimo. 5 minuti ancora con la luce, inaspettato. Ho detto boh, dovrò aspettare una vita questa sera perché sono le 5 fino alle 9:30, c'è tempo. E invece bel mare, bello sporco, cambio di luce che era un po' anche la seconda arma a disposizione di quest'oggi. Cambio di luce, picco di alta marea, cambio di luce, ci siamo ed è partita immediatamente. La canna continua a muoversi, prendo la canna in mano, aspetto che parta, poi ferro, lo recupero qualche metro e poi parte, si lascia. Deve aver staccato un amo, incredibile, si deve essere staccato un amo questo qua, non so che cavolo è successo, ma porca Eva. Eccoci qua, 6:10, prima oretta andata, un'oretta di fuoco, cambio di luce incredibile. Siamo poco distanti dal picco di alta marea, ma questa volta, come abbiamo visto, come è capitato anche di mattina, i cambi di luce sono incredibili anche per i predatori. Un'oretta davvero di fuoco, 2 partenze, un liscio, probabilmente non era un branzino ma un grongo o comunque un pesce coi denti, anche perché ha tagliato lo 0,40. Comunque tutto sommato un'oretta divertente, un bel mare, bello gonfio. Purtroppo però dei 6 cefaletti ce ne rimangono ancora 2. Incrociamo le dita e vediamo un po' se avvicinandoci al picco di alta marea un'altra sorpresa viene a trovarci.
Eccoci qua, quasi le 7, un controllino. Il mare è particolare, un po' sale, un po' scende, sempre molto gonfio e per fortuna siamo in una baia protetta perché arrivano certe onde che mi hanno costretto addirittura di spostare tutta l'attrezzatura. Controllino, i cefaletti stavano ancora bene, ma siamo al limite. Farò l'ultimo giro con questi due cefaletti e poi li cambierò con gli ultimi due. Quindi sono le 7, non penso che arriveremo al picco di alta marea, chi lo sa. Speriamo, adesso siamo nel buio più totale, che si faccia viva un'altra regina. Detto questo, speriamo anche che i cefaletti non vengano aggrediti come abbiamo visto prima da qualche grongo, qualche morena, che col buio è più facile che ci vengano incontro o che escano a caccia. Detto questo, incrociamo le dita e si riparte. Ore 7:30. Il mare è sempre bello anche una baia protetta, ma non si scherza quando ci sono certe situazioni, certe condizioni. Sposto le canne molto più indietro perché arriva ogni tanto qualche onda che potrebbe far cadere i nostri picchetti su questa sabbia morbidissima, e vorrei ritornare a casa con le mie canne anche. Mi raccomando, prima di tutto la nostra incolumità. Sembra una situazione facile, siamo dentro una baia, ma basta un'onda per creare danni all'attrezzatura e danni a noi stessi. Siamo al buio, non ci vede nessuno, è un bel casino se succede qualcosa. Ore 8, controllatina, ciucciatina, vediamo, classica ciucciata da branzino, senza. La situazione sta diventando veramente impegnativa. Ho ricontrollato tutte e due le canne, stranamente erano tutte e due ciucciati. Come fa il branzino? Prende e praticamente il nostro cefaletto ci rimane senza squame su tutte e due le canne. La situazione però sta con la marea in aumento, sta aumentando, la situazione è veramente complessa. Decido di lasciare solamente una canna a sfidare il picco di alta marea alle 9. Va bene così, il nostro l'abbiamo fatto. Ripeto, prima di tutto l'incolumità. Lascio una canna, ho spostato il più indietro possibile il picchetto, vediamo un po' come va. Intanto inizio a togliere la roba e vediamo di andare incontro al picco di alta marea delle 9. Incrociamo le dita perché la situazione è veramente diventata più complessa del solito. Eccoci, sono le 9, battuta terminata anche questa volta. Una cattura per me speciale perché ci troviamo nella baia di Paraggi, uno spot a me molto caro dove sono cresciuto da ragazzo come pescatore e dove continuerò a pescare. Ci troviamo in un'area marina protetta e quindi necessitiamo di un'autorizzazione rilasciata dagli uffici di competenza. Detto questo, una battuta particolare perché altrove c'era un mare incredibilmente gonfio, una mareggiata importante, ci siamo riparati in una baia protetta, chiamiamola così, molto chiusa. È uno spot che osservavo da tempo perché c'è un torrentino sulla destra che scarica acqua dolce, quindi di conseguenza una situazione che favorisce l'avvicinamento dei branzini che vanno a caccia dei pesciolini che si avvicinano all'acqua dolce a cercare nutrimento. Ho aspettato il momento più consono, diciamo così, dove, essendo un basso fondale, il mare era più forte possibile e ci siamo riusciti anche questa volta.
continuate a credere in quello che pensate sia giusto, perché prima o poi qualcosa di buono uscirà fuori. Le spigole in particolare hanno bisogno di certe caratteristiche di mare, di tempo, di acqua dolce. Andate a ricercare queste caratteristiche e mettetele insieme. Vedrete che le catture arriveranno. Detto questo, continuate a seguire il canale, continuate a iscrivervi al canale, mi raccomando. Voglio vedere il canale crescere quest'anno, mi raccomando. Ci vediamo alla prossima avventura.